La Proloco di San Pietro di Feletto, la Proloco Tiziano di Pieve di Cadore, in collaborazione con Veneto Globe e l'Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano, presentano Auguri in Musica 2020. Per condividere i migliori auspici in questo Natale, si è voluto portare un augurio in modo differente, realizzando un concerto da divulgare via internet. Avremo l'opportunità di vivere un momento di musica, magistralmente realizzato dai maestri dell'Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano, e con le affascinanti immagini catturate dalla troupe di Veneto Globe ci accompagneranno in un fantastico viaggio per apprezzare il territorio veneto di collina e di montagna. Giungendo sul territorio di San Pietro di Feletto si nota la bellezza delle colline ricoperte da vigneti e da boschi, che conferiscono al paesaggio colori e profumi che seguono l'alternarsi delle stagioni. Dichiarato patrimonio UNESCO, il territorio del Feletto è sempre più spesso meta di escursioni e passeggiate immerse nella natura. Nelle vicinanze dell'antica Pieve, millenaria chiesa dedicata a San Paolo Apostolo, è percorribile il sentiero del Papa Giovanni XXIII, dove il pontefice in queste colline amava trascorrere alcuni periodi di riposo. A Rua di Feletto si possono osservare i resti dell'antico eremo camaldolese, sorto sul Colle Capriolo nella seconda metà del Seicento. Parte dell'antico eremo è destinato oggi a sede municipale e sulla vecchia canonica si può visitare la Mostra dei Vini permanente, gestita dalla Proloco a promozione del prestigioso Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene. Buongiorno a tutti, ormai la gioia del Natale e la speranza di passare le festività in serenità è entrata nelle nostre case. Questi auguri in musica sono stati fatti in collaborazione con Veneto Globe e con il comune di Pieve di Cadore, comune che ci accomuna con San Pietro di Feletto per la bellezza del suo territorio e per la rarità dei suoi paesaggi. Naturalmente questo fa sì che sia stato riconosciuto, come del resto il territorio di San Pietro di Feletto, dall'UNESCO. Il mio augurio va a tutti i cittadini di San Pietro di Feletto, di Pieve di Cadore e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Il mio augurio di buon Natale soprattutto va alle persone in difficoltà, alle famiglie che sono il nostro nucleo della nostra comunità, agli anziani che sono le radici del nostro presente e naturalmente a tutti i giovani che sono la speranza e il futuro. Veramente di cuore un augurio a tutti voi, buon Natale! E dall'interno dell'antico eremo camaldolese diamo inizio al nostro magico viaggio musicale.
spostiamo ora a Pieve di Cadore, nella splendida cornice delle Dolomiti, territorio UNESCO. L'incantesimo che regala questo paesaggio è unico. Questa cittadina che ha dato i natali al sommo pittore Tiziano Vecellio è rivolta ad essere la capitale del Cadore. Nella grande piazza dedicata al grande maestro si trova la sede della magnifica comunità di Cadore, che è composta da 22 comuni. All'interno possiamo ammirare il Museo Archeologico Cadorino. Il mio vuole essere un augurio grande, anzi un grandissimo augurio che rivolgo in maniera sincera e schietta alla comunità dei miei concittadini di Pieve di Cadore e alla comunità di San Pietro di Feletto. Un filo di amicizia che mi auguro possa in qualche modo diventare forte, rafforzare un rapporto quasi di alleanza per promuovere i nostri territori. Il territorio collinare, bellissimo, elegante, curato molto bene di San Pietro di Feletto e il territorio che è incorniciato dalle montagne più belle del mondo, le Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Questo augurio non vuol fermarsi soltanto al giorno del Natale, del Santo Natale e al giorno di Capodanno, vuole essere anche un augurio di buona salute a tutti, sani, si dice qui in Cadore, sani per augurare salute vera, salute di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo. Io spero di cuore di tornare davanti a questa telecamera in occasione di una delle prossime iniziative che avremmo in mente, in serbo, da costruire qui a Pieve di Cadore e a San Pietro di Feletto insieme. Iniziative di tipo culturale, di tipo sportivo, ma soprattutto che alimentino in qualche modo il turismo di casa nostra e alimentino in qualche modo l'amicizia che dovrà cementarsi sempre più. La natura con boschi e prati avvolge Pieve di Cadore percorrendo il sentiero che conduce al Parco del Roccolo. Immersa in un bosco di faggi troviamo la casa di Babbo Natale. Qui ogni anno arrivano migliaia di letterine scritte da bambini di tutto il mondo e Babbo Natale prontamente risponde.
pensare come fare per fargli avere tanta salute, innanzitutto augurandogli buone feste di Natale. Babbo Natale, ben arrivato nella casetta di Pieve di Cadore. Da quanto tempo è che ha questa bella casetta? 57 anni. 57 anni? Caspita, e come mai proprio ha scelto Pieve di Cadore per la sua sede? Perché è il parco più bello del mondo. Ma sono tanti i bambini che vengono a fare le visite, a portare le letterine? Di letterine ne arrivano oltre 1000 ogni anno da tutto il mondo. Ah, c'è qualcuno che l'aiuta a rispondere a tutte queste lettere? Dei polletti meravigliosi. Cosa le chiedono poi i bambini in queste letterine? Quali sono le domande più frequenti? Le domande più frequenti, e oggi mi sono stupito, mi hanno chiesto non di portare dei regali a loro, ma di portarli agli altri bambini. Noi speriamo di poterla avere qui in questa casetta ancora per tantissimi anni, per dare gioia ai bambini e poterle fare visita. Grazie mille. Buon Natale e buone feste dalla Proloco di Pieve di Cadore. Contenta di questa collaborazione con la Proloco di San Pietro di Feleto e convinta anche di avere con loro delle buone iniziative turistiche e promozionali per tutti e due i comuni. Tanti auguri e buon Natale! E dopo la magia di Babbo Natale ritorniamo a San Pietro di Feletto, nelle sale della Proloco, per continuare l'ascolto di questo incantevole concerto.
E siamo giunti al termine di questo meraviglioso viaggio Auguri in Musica 2020. È stato un vero piacere apprezzare le melodie proposte in questi locali dai maestri dell'Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano, come lo è stata la collaborazione con la Proloco Tiziano e il Comune di Pieve di Cadore. Ringrazio tutte le persone che si sono adoperate per la realizzazione di questo video. Un grazie particolare agli amici di Veneto Globe che anche in questa occasione ci hanno regalato preziose immagini da poter divulgare sui social. A nome mio e di tutto il Consiglio della Proloco di San Pietro del Feletto, un augurio di buon Natale e un felice anno nuovo.